Buongiorno cari concittadini, siamo qua oggi con il nostro consueto appuntamento di aggiornamento per l'emergenza coronavirus. Purtroppo anche oggi, come già preannunciato ieri e come previsto, dobbiamo aprire con un'altra brutta notizia, nel senso che c'è un altro caso di positività qua a Teo di Po. Positività legata ad una situazione, come sapete tutti, che si è verificata nel comune di Portoviro e che speriamo insomma sia l'ultimo colpo di coda di questo virus. Quindi attualmente i casi positivi nel comune di Teo di Po sono 3. La situazione continua ad essere monitorata sia da ASL che anche da noi e quindi insomma per il momento la questione è ancora confinata a queste 3 persone. Anche i familiari stanno bene, non hanno sintomi. Alcuni familiari di queste persone hanno già fatto anche un tampone di riscontro che è risultato negativo e quindi fortunatamente per il momento, però incrociamo le dita, non c'è stata ancora trasmissione tra familiari, quindi che è un dato abbastanza significativo per questo momento. Non abbassiamo la guardia perché, come dicevo, questo può essere sia un colpo di coda del virus, come può essere anche speriamo di no, i dati scientifici ci dicono il contrario, un nuovo inizio. Però insomma dobbiamo sempre tenere alta la guardia e lo facciamo anche per quanto riguarda la nostra struttura per anziani, quindi la residenza per anziani Madonna del Vaiolo, con una serie di tamponi che sono stati fatti quasi a tappeto su tutti gli ospiti e a tappeto su tutti gli operatori, in modo da prevenire le problematiche che sono emerse in altre analoghe strutture. Perché? Perché comunque, come abbiamo capito qua in Regione Veneto, prevenire è sempre meglio che curare e quindi meglio fare dei tamponi in più piuttosto che lasciare magari al caso determinate soluzioni. Quindi ben vengano tutte queste attività di screening ulteriori che ci permettono di stare tutti più tranquilli e sereni per quanto riguarda anche magari quelli che saranno i nuovi ingressi sulla casa presso le strutture di tutto il Veneto, con tutti i protocolli del caso, quindi magari su un nuovo ingresso l'isolamento previsto, i tamponi, in modo da ripartire lentamente con quella che è una nostra vita normale, che speriamo si concretizzi dal 3 di maggio con i nuovi decreti, quindi con le nuove regole per ripartire con quella che è la nostra vita. Per quanto riguarda un minimo di ritorno alla vita normale, sabato, come sapete tutti quanti, è il 25 aprile, 25 aprile che è sempre stata una data significativa per la nostra nazione, in quanto è la festa della liberazione. Quest'anno ovviamente le cerimonie saranno ridotte, perché non potremo fare né la consueta messa, né stare tutti quanti insieme con la banda Giuseppe Verdi, né insomma ricordare quelli che sono stati le persone che hanno dato la loro vita per appunto arrivare al compimento del quel processo che è stato l'Unità d'Italia, che probabilmente ancora adesso è in fase di compimento, di definizione, diciamo così. Quindi per il 25 aprile faremo delle cerimonie ristrette, poi sarò presente io, il parroco, il comandante dei vigili e della protezione civile, in tutte le frazioni, quindi faremo la deposizione della corona in ricordo ai caduti e l'alzabandiera. Dopo, verso le 11, comunque gli orari definitivi li pubblicheremo domani, ci troveremo qua a Teo di Po per fare appunto la deposizione delle corone nei monumenti ai caduti e farò una breve allocuzione, quindi un breve discorso alla fine, se riusciamo, stiamo organizzando in diretta a Facebook in modo che chi vorrà partecipare potrà farlo anche da casa e seguire le cerimonie appunto in ricordo di una delle tappe fondamentali della nostra nazione. Quindi teniamo la barra dritta, come dice spesso anche il nostro presidente Zaia, e vediamo insomma di riuscire a superare questo periodo e di ritornare pian pianino alla normalità, anche iniziando da questo 25 aprile, ricordando la resistenza, ricordando la lotta di una nazione insomma che ha voluto rinascere e ripartire. Grazie a tutti e ci vediamo domani per il nostro consueto aggiornamento.